Amiche e amici di Directa Sport, vediamo il benvenuto dal piazzale Santa Maria Uta, dove sta per cominciare, in verità è già in corso, il primo trofeo Boxing Club Knockout Uta. In questa bella cornice, il pubblico presente qua intorno al ring. Assisteremo dopo gli incontri di sparring tra i più piccoli allievi delle due società organizzatrici, ovvero la Knockout Uta e il Team Box KI. Assisteremo a una serie di 10 incontri di tipo dilettantistico per chiudere poi con l'incontro professionistico tra Patrick KI e Luka Gruzovin, in una serata che però ci farà assistere a incontri interregionali contro alcuni dei migliori atleti lombardi, in un trofeo ideato soprattutto per mettere in risalto gli atleti pugili di Uta, alcuni comunque dei migliori anche a livello regionale. Poi appunto si chiuderà con Patrick Appai, che disputerà il suo sesto incontro della sua carriera professionistica, per adesso immacolata con 5 vittorie su 5, di cui una anche per KO tecnico. Adesso invece è il momento dei più giovani, ricordiamo incontri di sparring. Al centro del ring l'arbitro Eleonora Zanzi, una presenza quasi indiscutibile, sempre presente a tutti gli eventi che vi raccontiamo. Gli applausi anche adesso per i due ragazzi, un pubblico già molto presente pur essendo soltanto all'inizio di questa serata. È chiaro che poi man mano arriverà sempre più gente presente qua intorno al ring, ma in generale qui al piazzale dove sta andando avanti l'ultima serata della festa di Santa Maria di Uta, una delle feste comunque più importanti, più apprezzate in quello che possiamo chiamare l'Interland cagliaritano. E nuovamente lo spazio ai secondi. In attesa del prossimo round.
Signore e signori, anche questo incontro è stato giudicato pari. Parità allora. Ma ovviamente sono incontri di sparring dove l'obiettivo è mettere in pratica ciò che si impara negli allenamenti. Non è tanto battere il proprio avversario, ma avranno tutto il tempo per disputare incontri per vincere. Oggi però sono potuti godere questa bella piazza, questo pubblico comunque caloroso. Terzo incontro della serata, e questo sarà l'arbitrato della signora Eleonora Alzi. Andiamo con knockout città di Utah, signore e signori, Christian Pina. E dunque allora ancora sparring. Dall'angolo rosso arriva un altro dei ragazzi della Knockout Utah. Una vittoria in pareggio, una sconfitta, accompagnato dal suo allenatore Edoardo Pilletto, un candidato angolo da Massimo Pina, nonché genitore di Christian. Il suo avversario all'angolo blu per l'Accademia Pugilistica di San Roque, signore e signori, Davide Secci. Angolo blu invece una giovane leva dell'Accademia Pugilistica San Roque. Anche a loro dunque il compito di scaldare il clima, di scaldare il ring, tutto il pubblico, prima che si vada con gli incontri veri. In questa serata che, lo ricordiamo, si chiuderà con Patrick Appai contro Luka Krusovin.
seconda e ultima ripresa. Anche adesso ovviamente incontro che termina in parità. Cambia allora tra arbitri, questa volta un altro quasi sempre presente nei eventi che vi portiamo su Diretta Sport, signor Brioccia. Spazio ancora allo sparring però. Che presentazione però per i due ragazzi. Inchino al pubblico. Anche questa volta all'angolo rosso uno dei ragazzi della Knockout di Utah. All'angolo blu invece un ragazzo dell'Accademia Pugilistica San Rock. Saranno 2 round a 1 minuto. E intanto tanta foga in questo bello scambio. E allora anche il pubblico
fa sentire come che apprezza lo spettacolo. In teoria lo sparring non ha l'obiettivo di far male all'avversario. L'obiettivo è più affinare la tecnica che colpire veramente, però si fa sul serio sul ring già da ora. Vediamo se la seconda ripresa sarà come la prima. Sempre un minuto. E termina qui allora questo incontro. Signore e signori, anche in questo caso l'incontro è stato giudicato pari. Bravissimi ragazzi. C'è abbastanza casuale che questi incontri siano giudicati pari, però evidentemente l'equilibrio che sta contraddistinguendo questa serata ci ha portato a giudicare tutti gli incontri finora disputati pari. E adesso ci sarà il quinto e ultimo incontro di sparring, dopodiché partirà, andrà insomma, si comincerà a fare sul serio qui a Utah per il primo trofeo Boxing Club Knockout Utah. Sparring che chiude con un incontro alla femminile.
È andata. Allora, la prima ripresa. Fuori i secondi. Terminata anche la seconda ripresa. Stavolta più un incontro di sparring puro rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza. Termina allora qui l'incontro, l'ultimo di sparring di questa serata qua Uta. E allora a brevissimo si comincerà a fare sul serio. Dopo la vittoria
ringraziamento e saluto in segno di massimo rispetto al campione. Grazie ragazzi. Passiamo alla categoria Junior 57 kg. E allora si è pronti veramente a partire. Anche in questo caso l'incontro sarà affiancato dal signor Pioccia. I protagonisti all'angolo rosso per il team di Fabrizio Capai di Quartu, signore e signori, Mauro Marci. E allora si incontrano adesso all'angolo rosso Mauro Marci della Team Box KI contro l'avversario lombardo Leonardo Bonoldi. Un incontro che sarà composto da 3 riprese a 2 minuti l'una, categoria junior 57 kg. E sarà questo il primo dei 4 incontri interregionali a cui assisteremo. Saranno tutti consecutivi. Pronti allora tutti a farvi vedere, grazie alle immagini di Riccardo Carta. Sta preparando a entrare Mauro Marci, lo intravedete all'angolo in basso a destra del vostro schermo con Fabrizio Capai. Gli sta aiutando a mettersi i guantoni. Anche questa volta sarà Brioccia l'arbitro. Accompagnato dal maestro Simone Brusa, signori e signori, Leonardo Bonoldi. Quasi tutto pronto per cominciare. È sempre bello poter assistere a incontri che mettono avversari di regioni diverse, soprattutto per la Sardegna, ed è sempre importante persone che si impegnano per riuscirci, perché poi ovviamente ne giova l'esperienza uno, lo sport in generale, oltre alla competizione, all'attività fisica, insomma, è proprio appunto un'apertura poi mentale che ti può avere a che fare con persone provenienti da ogni dove. Tra l'altro questo, come tanti eventi portati avanti da Fabrizio Capai, dal Team Box KI, da lui rappresentato, proprio quello di insegnare poi i valori dello sport e della vita tramite la box. Anche oggi infatti il motto è: diamo un pugno al bullismo. Ma già ai nostri microfoni abbiamo affrontato questa tematica, mentre è iniziato allora l'incontro tra Marci e Bonoldi. 3 riprese da 2 minuti l'una. Lo ricordiamo, categoria junior 57 kg. Più alto Bonoldi, ma è partito forte Marci. Ricordiamo Marci, angolo rosso. Bonoldi fase di studio.
due buone, belle schivate da parte di Marci. Ancora una buona risposta di Marci. Che sembra per il momento non subire il gap fisico. E in chiusura di questo primo round abbiamo visto un paio di 1-2 molto interessanti. Partito meglio il ragazzo del Team Box KI. Si può andare, allora adesso ecco il suono della campana, si va col secondo dei 3 round. Bello il sinistro di Bonoldi. Adesso sta venendo più fuori l'atleta lombardo. Risponde però Marci che era una situazione complicata all'angolo. Adesso è lui che invece mette all'angolo Bonoldi. Adesso di nuovo più attesa. Bella la schivata di Marci. Ancora. E poi reattivo risponde. Questa volta invece è passato il sinistro di Bonoldi. Termina anche la seconda ripresa. Questa volta si è messo in mostra anche Bonoldi. Sicuramente è un bell'incontro fino a questo momento.
Ed è di nuovo il momento di combattere l'ultimo round con Marcin in una posizione scomoda. Esce velocemente però dall'angolo. Ancora una buona schivata del sardo. Deve rintervenire Brioccia. Vicino alla fine questo incontro, adesso è il momento di trovare gli ultimi punti che possono essere decisivi. Finisce qui. Finisce il primo dei 10 incontri di questo primo trofeo Boxing Club Knockout Utah. In attesa adesso del verdetto. Abbiamo visto un bel incontro. Abbiamo sicuramente visto una buona prova da entrambi. Un buon combattimento. In attesa sia si passa già ai 3 round per incontro. Sebastiano allenato da papà Stefano Argiolas, presidente della Elmas Box. Qualcosa che vedremo anche alla fine quando vedremo Patrick Apai, allenato ovviamente da suo padre Fabrizio. L'angolo blu invece ci sarà Giacomo Abruzzini per la Lombardia. Sta arrivando adesso il pugile lombardo. Sono entrambi qui sotto il ring i due pugili. Entrano per primo Sebastiano Argiolas. Questa volta spetta a lui rappresentare la Sardegna nel secondo incontro interregionale. E adesso invece arriva anche Giacomo Abruzzini. 3 round, ricordiamo, da 3 minuti ciascuno.
categoria Elite, 72 kg, almeno così c'era stato annunciato in scaletta. Hanno annunciato invece 71 kg. Quello che conta però è che tra pochissimo si comincia. Comincia allora tra Argiolas e Abruzzini. Una buona schivata di Argiolas. E poi prova a rispondere con questo 1-2. Finirà l'iniziativa sempre di Abruzzini, a parte questo tentativo di sinistro e poi entrambi sono riusciti a colpire al volto il proprio avversario. È entrato nuovamente con il destro Argiolas. E anche questa volta, ma lucidissimo in questa prima ripresa l'atleta sardo. Esce una situazione difficile. Finisce la prima ripresa. La linea è stata chiara finora, ovvero è Abruzzini che prende l'iniziativa. Argiolas invece aspetta per poter rispondere. E Abruzzini ha incassato alcuni colpi importanti sul volto. Questa è stata soltanto la prima però di 3 riprese. Può ancora succedere di tutto ovviamente, ma meglio finora Argiolas.
Si va allora con la seconda ripresa. Bello questo scambio che ha scaldato anche il pubblico. Più ovviamente dalla parte di Argiolas. Sicuramente più lui di casa qui a Uta rispetto ad Abruzzini. Si fa sentire adesso il pugile lombardo. Ma la sensazione è quella che Argiolas abbia quasi sempre il controllo. Qua è arrivato il diretto di Abruzzini, diritto sul volto di Argiolas, che però si era fermato. Era caduto il paradenti, poi però Abruzzini ha chiesto subito scusa. Questa volta col destro Abruzzini. Conteggio adesso. Ma si può assolutamente andare avanti. Ha incassato sicuramente colpi duri Argiolas. Però chiude lui questa ripresa colpendo Abruzzini. Quest'ultimo si è sicuramente rialzato, diciamo, dopo un primo round più in difficoltà. Potremmo dire quasi un round a testa per il momento. Ecco perché il prossimo round sarà sicuramente decisivo. Ultimi 3 minuti allora di questo incontro, il secondo incontro interregionale tra Sardegna e Lombardia. Prova ad andare questo gancio destro Argiolas.
Sembra essere forse più stanco adesso Argiolas, che però si abbassa e prova sempre poi a uscire con il gancio sinistro come adesso. Siamo veramente ormai alla fine di questo incontro. Si vede in entrambi la stanchezza. Non c'è più tempo. Finisce qui allora l'incontro. I complimenti sia a Sebastiano Argiolas che a Giacomo Abruzzini, perché abbiamo visto un altro bell'incontro, molto combattuto. Alla fine si è vista la stanchezza nei movimenti, nel volto di entrambi, ma anche la voglia di non mollare e provare a prendersi la vittoria colpo su colpo. questi due ragazzi che senza paura si sono veramente distribuiti col massimo rispetto, dando vita a un bellissimo incontro, durissimo. Vedremo ora chi avrà avuto la meglio o se invece ci sarà un'altra parità. Anche questa volta c'è da attendere. Non sarebbe impossibile la parità. Non lo è per niente. Signore e signori, vince all'angolo blu Giacomo. Vince Giacomo Abruzzini. E allora niente da fare per Sebastiano Argiolas, che ha iniziato meglio. Forse anche un po' di stanchezza. Però si è battuto alla grande contro un avversario forte. E lui è Giacomo Abruzzini. Ancora un altro applauso per il pugile dell'Elmas Box. Servizio che riguarda l'estrazione della lotteria, attesissima, famosissima e molto attesa lotteria della festa di Santa Maria, il cui orario era previsto per le 21, in ogni caso è spostato al termine della manifestazione. Nessun problema, aspettiamo la fine della manifestazione, poi ci sarà l'estrazione. Grazie. Tanto continua a riempirsi la cornice del ring. Arriva sempre più gente, ovviamente sia appassionati che magari anche persone incuriosite che vengono qui a Santa Maria Auta per la festa. Poi però la luce del ring attira come l'attenzione di famiglie, ragazzi, ragazze, più giovani, meno giovani. Bellissimo e durissimo. All'angolo rosso Questa volta allora
Eleonora Zanzi sul ring. Di quarto Sant'Elena accompagnato dal maestro Fabrizio Cappa. Un altro incontro elite. Simo Josipovic. Dentro Simo Josipovic all'angolo rosso del Team Box Kappai. Contro di lui Agusan Basazu. Anche questo un incontro interregionale, il terzo. Sarà un incontro di categoria, come già detto, elite, peso 68 kg, 3 round a 3 minuti l'uno. Simo Josipovic. All'angolo blu della palestra Yuka Zoller dalla Lombardia accompagnato dal maestro Simone Crosa. Signori e signori, Hussein Basazoun. Quindi è entrato Simo Josipovic, adesso anche Hussein Basazu sta facendo il suo ingresso nel ring. Hussein Basazoun, 21 anni, 13 match al suo attivo con 9 vittorie, 2 pari e 2 sconfitte. Questo incontro prevede 3 round da 3 minuti ciascuno. Finora abbiamo assistito a 2 incontri di buon livello. La speranza è ovviamente quella di salire sempre in questa serata, mentre è iniziata adesso tra Josipovic e Basazu. Prova a prendere l'iniziativa, la prima iniziativa Basazu. Nessuno dei due sembra volersi scoprire. Basazu però, che ha provato ad affondare, è riuscito a entrare con il sinistro. E allora la reazione adesso invece di Josipovic.
Finisce allora la prima ripresa. Si va allora con il secondo round. Buono il sinistro di Josipovic. Che poi rischia di scivolare. Probabilmente anche umidità, anzi l'umidità gioca il suo ruolo sul ring. Ultimi 10 secondi. Si chiude allora la seconda ripresa, anche forse con un minimo di nervosismo. Incontro comunque aperto tra Josipovic e Basasu.
È iniziato allora il terzo round. Subito aggressivo Basasu. Buono il gancio sinistro adesso di Josipovic. Finisce qui allora. Finisce questo incontro molto combattuto. Il saluto di Basasu. Sembra essere più soddisfatto rispetto a Josipovic. Ancora qualche attimo e avremo il nome del vincitore. Vince allora Simo Josipovic nelle Team Box KI. Prima vittoria della Sardegna in questo interregionale. E allora adesso lasciano entrambi il ring.
per andare ad assistere adesso anche loro, come tutti i presenti qui al prossimo incontro, l'ultimo scaletta interregionale. Sta per salire sul ring Salvatore Marginesu. Lui che parteciperà ai prossimi campionati italiani Under 22. E allora è chiaro che ci si aspetti qualcosa di importante dall'incontro che sta per cominciare. Siamo giunti al 10° incontro della serata, categoria elite, chilogrammi 92, pesi massimi. L'arbitro dell'incontro è il signor Brioccia. Nell'angolo rosso per l'associazione sportiva dilettantistica, Ginnasio Box di Sassari, accompagnato dal maestro Manuel Vargas, signori e signori, Salvatore Marginesu. Eccolo là che viene annunciato. Salvatore Marginesu, 22 anni, 15 match, 7 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte. L'angolo blu, per la palestra associazione sportiva. Arriva il momento anche di conoscere il suo avversario. Dentro Andrei Christian Stojenak per la Lombardia, pronto a salire nell'angolo blu. Saranno 3 round a 3 minuti l'uno, categoria Elite 92 kg. Si sta facendo desiderare Stojenak. E allora bisogna ancora aspettare. Eccolo finalmente sul ring.
Ad arbitrare questa volta sarà il signor Brioccia. C'è ancora da attendere, anche se non è chiaro quale sia il motivo. Ancora qualche istante di attesa, manca il paradenti dell'angolo blu di Andrei, tra qualche istante Ecco la spiegazione allora. Manca il paradenti di Stojanak. Forse sta arrivando proprio ora. Eh sì, così è. E allora sì che ci siamo. Incontro partito subito forte rispetto a quelli che abbiamo visto finora.
Termina allora la prima ripresa. Si può andare allora con la seconda ripresa tra Marginesu e Stojenak. Ed è venuto fuori Marginesu. È come essere venuto fuori nel finale di questo secondo round.
Si va allora con l'ultimo round. Termina qui l'incontro tra Marginesu e Stojanek. E allora adesso qualche secondo e poi avremo il verdetto. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti all'angolo rosso Salvatore Marginesu. E vince allora i punti Salvatore Marginesu. Facciamo un applauso ad Andrei Cristian Stojanek e al suo team. Ci ha fatto vedere tutto il suo valore Marginesu, che ripetiamo parteciperà ai prossimi campionati italiani Under 22.
Prossimo incontro che vedrà invece affrontarsi Mattia Pisano della Dynamic Center contro Cristian Fadda della Box Folgore Oristano. Di nuovo Zanzi sul ring per arbitrare l'incontro. All'angolo rosso per la palestra SD Dynamic Center Line di Utah, accompagnato dal maestro Walter Fulco, signore e signori, Mattia Pisano! E allora in tanti per vederlo, l'angolo rosso è entrato sul ring Mattia Pisano. E già medaglia di bronzo a Chianciano Terme nel 2022, medaglia d'oro ad Assisi nell'importantissimo torneo Muna. E comunque è attuale campione regionale dilettanti per la sua categoria col titolo vinto ad aprile 2023. Suo avversario, angolo blu, per l'associazione sportiva dilettanti. Salirà adesso all'angolo blu invece Cristian Fadda. Signore e signori, Cristian Fadda! Eccolo qui. Incontro categoria junior 50 kg. Saranno 3 riprese da 2 minuti l'una. È iniziato allora l'incontro. Termina il primo round.
È iniziato allora il secondo round. Abbastanza combattuto il primo e anche il secondo. Inizia con entrambi che non hanno avuto paura di scoprirsi. Termina la seconda ripresa. Ultimo round iniziato. Pubblico ora che si fa sentire per Pisano e Fadda, che ci hanno regalato comunque finora un ottimo spettacolo.
abbraccio tra Pisano e Fada alla fine di questo incontro. Tanti amici di Pisano soprattutto qui presenti. Giovanissimo, 14 anni. Signori e signori, dopo la lettura dei cartellini, l'incontro è stato giudicato pari. Parità allora. Secondo incontro di questa serata a terminare in parità. Sempre massimo rispetto e fair play tra tutti i contenuti questa sera sul ring. Ancora applauso per entrambi. Tra pochissimo invece ancora un incontro junior all'angolo rosso per o forse invece ci sarà una pausa prima. Ecco qua infatti. Pausa che probabilmente verrà inserita. Quindi adesso sarebbe dovuta essere più avanti. Momento di ringraziamenti allora tutti coloro ovviamente che rendono possibili eventi come questi, anche in generale la festa di Santa Maria. Un personaggio che ha infiammato letteralmente le folle della città di Uta, un personaggio che era convinto dei combattimenti epici, portando gli sport da combattimento a Uta ad un livello che non si era mai raggiunto prima. Abbiamo visto seduto lì vicino al suo allenatore Kiko Lopez. Signori e signori, un altro applauso per Keiko, The Sniper, The Montis. Allora, annunciato al pubblico Checco De Montis, un campione del mondo che si è ritirato quest'anno. Invece intanto sono stati ufficializzati adesso i 15 minuti di pausa, da capire se siano da adesso o siano già partiti. Per il momento però per noi piccolo spot e ci ritroviamo qua tra poco.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa l'ho già fatta. E 2, sì. Fate ricordo che la corsa alla zona di lavoro, le prime cadute sono proprio di ricerca della corsa. Eli! Oh, ripiedi, Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere.
io investo sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi.
Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Linea di rigore basso da Palermo. Menez! Verso Alto Laghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya, ancora Dumbuya, poi la rovesciata che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi. Il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha dovuto col portiere Cascero, il Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni, si va da Calarco, solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro, l'avevamo detto, non va, ma una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Il Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Bleutis. Di Aramu, Calaresu, la viene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta e l'1-0 per i giuri senesi. Poi in linea di rigore Lufufo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente ed eccola qua la festa, e vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A. E allora si riparte nella seconda parte di questa serata. È già salito sul ring all'angolo rosso Antonio Vaca della Waxar Rock. Dall'angolo blu invece è già salito Matteo Allostia della box di Ozieri. Signore e signori, Matteo Allostia. Un incontro di categoria junior, 54 kg, 3 riprese a 2 minuti l'una. È iniziato allora l'incontro. Il quintultimo del primo trofeo Boxing Club Knockout Utah.
Dopo questo poi altri 4, di cui il main event, ovvero la sfida tra Patrick Appai e Luka Gruzovin. Termina la prima ripresa. Iniziata allora la seconda ripresa. Ultimi 10 secondi. Termina anche il secondo round.
Si va allora con l'ultimo round. Finisce qui allora l'incontro tra Antonio Vacca e Matteo L'Ostia. Incontro molto combattuto. Che ha anche acceso il pubblico in più momenti, sia nel finale ma in tutte e tre le riprese. Signore e signori, dopo la lettura dei cartellini, il verdetto è il seguente. Vince con verdetto unanime angolo rosso Antonio Vacca. Vince allora Antonio Vacca. Vittoria per il ragazzo della Boxa Rock. Voto unanime in favore di Antonio Vacca. Si va avanti allora, passiamo alle presentazioni dei prossimi pugili che stanno per salire sul ring. Appena annunciato, Riccardo Zucca della Box Palastick. All'angolo blu invece sta per salire Filippo Minniti della Boxing Club Eritu. Incontro junior, 57 kg. Anche stavolta saranno quindi 3 round a 2 minuti l'uno.
Tutto pronto ormai per l'inizio. Si va con il primo round. Colpo forse da dove nessuno vorrebbe mai essere colpito per Minniti. Però si avvicina anche il medico. Allora forse il colpo è arrivato in un altro punto. Per fortuna si può andare avanti. Ed è ripartito più forte che mai Minniti, che poi però scivola. E allora Zucca è potuto uscire da una situazione scomoda. Finisce il round. Seconda ripresa. Inizia allora il secondo round.
termina anche la seconda ripresa. Ultima ripresa allora che è iniziata tra Zucca e Minniti. È finita così, allora finisce l'incontro tra Riccardo Zucca e Filippo Minniti in attesa ora del verdetto. Minniti già pronto a posizionarsi al centro del ring. Signore e signori, l'incontro è stato giudicato pari. Ed è parità allora per la terza volta in questa serata. Complimenti ragazzi.
L'incontro numero 14 della serata, categoria Youth 70 kg. Arbitro dell'incontro il signor Poedio. L'angolo rosso per la Sailing Gym, accompagnato dal maestro Tore Monei, signori e signori, Andrea Allegretti. Sta entrando sul ring, stanno entrando entrambi i prossimi sfidanti sul ring. All'angolo rosso Riccardo Allegretti della ASD Sailing Gym. All'angolo blu invece Giuseppe Bellu della Box Ozieri, un incontro categoria Youth. Ci aspettano 3 riprese a 3 minuti l'una in quello che è il terzultimo incontro di questa serata qui a Utah. Serata che ci porterà, ricordiamo, all'ultimo incontro, l'unico professionistico di questa serata, ovvero quello tra Patrick Appai e Luka Gruzovin, che combatteranno per il primo trofeo Boxing Club Knockout Utah. Arbitra Boerio. E si comincia. Ultimi 10 secondi.
E allora termina qui il primo round. Si va allora con il secondo round. Anche il pubblico si fa sentire. Ultimi 10 secondi. Passati però non osservarsi. Allora finisce così la seconda ripresa. Tutto pronto allora per l'ultima ripresa.
Time out obbligatorio. Un Bellu che ha perso il paradenti. Allora tutto già risolto e si continua. Finisce qui allora. Bello anche l'abbraccio finale tra Allegretti e Bellu. All'angolo rosso Andrea Allegretti. Vince allora Allegretti, voto unanime per lui. Quindi tutto è pronto. Vediamo l'ultimo incontro tra dilettanti. Adesso penultimo incontro della serata. Stanno per affrontarsi all'angolo rosso Ignazio Melis della Box Plastic, all'angolo blu invece Michele Chiesa della Boxing Club Erittu. Incontro di categoria Elite 69 kg, 3 round a 3 minuti l'uno. Sale sul ring Ignazio Melis, acclamato in tanti, allora sono venuti qui oggi per lui. È pronto invece adesso a prendere posto sul ring, eccolo Michele Chiesa. Inizia allora l'incontro. Allora il gancio destro diretto sul volto da parte di Melis, che anche trascinando il pubblico.
Ultimi secondi. E si chiude qua il primo round. Incontro iniziato subito forte. Iniziato allora il secondo round, anche stavolta sono partiti entrambi subito forti. Finisce qui il round. Pubblico quasi sembra una curva da stadio tutta per Ignazio Meric, però anche Chiesa si sta facendo valere e si deciderà tutto nella terza e ultima ripresa.
Gli ultimi 3 minuti allora di questo super incontro tra Melis e Chessa. Siamo agli ultimi secondi di questo super incontro. Che termina proprio adesso con questo bell'abbraccio tra Ignazio Melis e Michele Chessa. Un incontro che ha meritato di essere l'ultimo prima del main event per il livello di entrambi, per quanto ha scaldato il pubblico e per lo spettacolo che ha dato. Signori e signori, vince con Vince Ignazio Melis, anche lui un voto unanime come già 2 volte è successo in questa serata, e non ha deluso. Allora tutti i suoi amici, familiari, sostenitori venuti qui a vederlo, che aveva già abbandonato il ring, ma ci deve essere lo scambio delle medaglie. Applauso che però giustamente valuta entrambi, perché anche Chessa come Melis ci ha regalato un grande incontro, e adesso da questo momento tutta la scena
sarà per il main event, sarà per il padrone di casa Patrick Cappai e per Luka Gruzovin. Accompagnato dal suo maestro di sport e di vita, nonché suo padre, signore e signori, Patrick Cappai. Arriva allora il momento di Patrick Cappai. Per lui sarà il sesto incontro della sua carriera da pro. Non ricordiamo, per adesso percorso immacolato, 5 vittorie su 5. C'è però una correzione. Signore e signori, un autentico fuoriclasse del ring. Medaglia di bronzo ai campionati nazionali di età di box 2015, 16 e 17. Campione del mondo. Il momento della presentazione di Luka Gruzovin. Signore e signori, ecco voi Luka Gypsy Prince Gruzovin, Che viene adesso richiamato pugile, con però passato anche nella K1. Una lunga, buona carriera tra i dilettanti. Un avversario sicuramente non semplice per Cappai. Cappai che però deve approfittare di un incontro come questo nel prossimo, che dovrebbe essere tra meno di un mese, presenza del 23 settembre. Dopodiché il prossimo grande impegno di Cappai, il titolo mondiale in palio a novembre nella categoria Youth. E allora eccolo sul ring Gruzovin. lo stesso scenario dove 29 anni fa Fabrizio vinse il titolo italiano professionistico politica battaglia contro D'Angeli. Signore e signori, ecco voi. Arriva invece veramente questa volta il momento di Patrick Cappai, qua dove Fabrizio Cappai ha vinto un titolo italiano in quella che è una famiglia unita dalla box. Patrick è figlio ma anche fratello d'arte, perché se Fabrizio Cappai ha sfiorato il titolo mondiale e quello europeo, Manuel Cappai comunque ha partecipato a 2 edizioni delle Olimpiadi. E adesso eccolo nel ring. Professionista da 5 manche, comunque per anni nel giro della nazionale che ha rappresentato ad europei e mondiali, nonostante la giovane età una grandissima esperienza internazionale con oltre 67 incontri disputati e oltre 40 vittorie. Sempre con il suo classico pantaloncino dorato, glitterato. Angolo rosso, Patrick Cappai, pantaloncini neri ed oro. Saranno 6 riprese da 3 minuti l'una. E allora ci siamo al momento più importante. In palio il primo trofeo Boxing Club Knockout UTA.
ultimi controlli e poi si potrà cominciare. È cominciato allora il main event di questa serata. È stato KL allora a prendere da subito l'iniziativa. Ha fatto una buona risposta a Krusovin. Bella la schivata di Kappai. Ultimi secondi di questo primo round. Che termina qui. Più Kappai finora. È lunghissima però, ci sono ancora 5 possibili riprese. A meno ovviamente di KO. Però in questo momento difficilmente non sarà soddisfatto papà Fabrizio. È chiaro che lui ovviamente avrà sicuramente da dirgli, da dargli qualche accorgimento. Inizio buono, però anche Krusovin, che è sembrato essere un po' passivo all'inizio, poi però ha fatto vedere di avere anche lui le sue armi a disposizione. Tanto la seconda ripresa iniziata.
Esce bene stavolta K.I. da una situazione scomoda. E allora adesso anche il pubblico comincia a farsi sentire di più. Ultimi 10 secondi di questa seconda ripresa. Che termina qui. Incontro che ancora ha tanto da dirci. E questa volta stanno aumentando indicazioni di Fabrizio K.I. Dall'altra parte può essere aumentata la fiducia per Gruzovin dopo l'inizio più complicato. Allora si va con il terzo round. Sembra aver ripreso, diciamo, il controllo dell'incontro K.I. Stavolta ha centrato K.I. dal destro di Gruzovin.
Ultimi secondi anche di questo round. Che termina così. E allora siamo potenzialmente a metà dell'incontro. Fuori i secondi. È iniziata adesso allora la quarta ripresa. Per la seconda volta ancora paladenti a terra per Gruzovin, che per la seconda volta prova a rimetterselo subito in bocca per non interrompere il round. Ovviamente però è obbligato a doverlo lavare prima di poterselo rimettere, quindi ancora una volta è andato allo stesso modo come nel round precedente. Vabbè, la schivata di Kappai. Ultimi 10 secondi. E termina anche la quarta ripresa. Incontro combattuto. Sembrerebbe più avanti Kappai, però Gruzovin ha messo comunque a segno alcuni colpi importanti. Incontro dunque ancora aperto.
Stavolta sono in due, quasi a circondare Gruzovin all'angolo blu per dare le indicazioni. Quinta e forse penultima ripresa di questo incontro. Sembra quasi che Grozovin abbia deciso che questo è il momento di dare tutto, di dare qualcosa in più. Ultimi secondi anche di questa quinta ripresa. E allora si deciderà tutto all'ultimo round. Un buon incontro di Kappaj finora. Ha sofferto però in quest'ultima ripresa. Sappiamo che è in grado di fare di più, di dare di più il figlio di Fabrizio Kappaj. Contro certo un Gruzovin che si sta dimostrando un ottimo rivale. Ma adesso ci sono gli ultimi 3 minuti, prova a partire subito, forte Kappaj.
Adesso viene fuori Kappai. Sono gli ultimi secondi di questo incontro, gli ultimi secondi di questa serata qui a Ota. Chiude con un diretto sinistro di Kappai in un incontro che dopo la prima ripresa sembrava potesse essere più facilmente a favore di Kappai, invece Gruzovin ha messo in mostra tutte le sue qualità e adesso non resta che aspettare il verdetto. Signore e signori, in attesa della lettura dei cartellini, facciamo un grande applauso a questi due ragazzi che hanno... E allora adesso l'applauso del pubblico. La Patrick Kappai, veramente due atleti professionisti. Kappai ancora con le prese nel togliersi i guantoni. Eccolo qua adesso che si prende l'applauso, vediamo se continuerà la sua striscia perfetta. La sensazione è quella. Ovviamente l'ultima parola però spetta ai giudici. Intanto c'è il trofeo al centro del ring. Bisogna ancora aspettare, allora ne approfittiamo anche per commentare però tutta l'organizzazione qui a Ota, che è stata ottima, sfruttando questo bel piazzale in cui ogni anno c'erano delle feste più importanti dell'Interland cagliaritano, con il pubblico che c'è stato dall'inizio alla fine, che è stato partecipe. Ovviamente bisogna fare allora i complimenti alla Knockout Ota e al Team Box Kappai, che hanno messo in piedi questo evento, una serata comunque di successo proprio per la partecipazione e anche il livello degli incontri. Adesso però arriva il momento più importante. Signore e signori, vince con verdetto unanime Patrick Kappai. Vince allora ancora una volta Patrick Kappai, che fa 6 su 6, che si prende la coppa, vince il primo trofeo Boxing Club Knockout Ota. Che può essere allora soddisfatto perché porta avanti questo suo percorso, insomma, di crescita tra i pro. Il 23 settembre sarà di nuovo sul ring e poi il grande obiettivo a novembre per provare a prendersi il titolo mondiale della categoria Youth. Foto ovviamente di rito sul ring. Queste sono anche le ultime immagini. Sono anche le ultime immagini che vi mostriamo. E allora un ringraziamento speciale a tutti voi che ci avete seguito
e chiudiamo augurandovi una buona notte.